Un'ordinanza che riguarda il divieto da estendere dal centro storico già previsto di far scoppiare i petardi e quindi i fuochi d'artificio negli spazi aperti al pubblico, spazi pubblici, quindi parchi piuttosto che piazze, anche nei quartieri. Questo per evitare gli assembramenti, soprattutto da parte delle persone o anche dei più giovani che possano poi trasmettere il virus portandolo in famiglia. Così, dopo altre città che un po' in tutta la penisola hanno adottato il divieto di botti, anche per Vicenza i festeggiamenti saranno solo domestici, vietati petardi e fuochi d'artificio in generale in luoghi pubblici del comune per motivi soprattutto epidemiologici e a tutela dell'incolumità pubblica dal 31 dicembre al 6 gennaio. Attenzione particolare per la quiete in ambito urbano e di conseguenza per gli animali per contenere un fenomeno che ha anche un notevole impatto acustico. Francamente sono d'accordo perché a me i botti non è che mi interessino molto, quindi sono d'accordo. Per una questione di sicurezza. Sì, anche di sicurezza, sì, e anche per il discorso del rumore, della confusione, sì, sì. Sarei a favore, ma dei botti magari nelle zone in cui però c'è il campo largo, in modo da anche non spaventare gli animali, insomma da non creare disagi anche alle persone. Quindi direi non in zone pubbliche, ma fuori dal centro sì. Fuori dal centro sì, questo sì. Se questa è l'occasione per alcune persone, non per tutti, ma per alcune persone di non stare alle regole e a quelle che sono, se non vogliamo parlare di regole, alla prudenza che è necessaria in questo momento, non mi pare il caso. Grazie Aboliamo mille. pure anche i fuochi.